del Comune che ha voluto questa particolare commemorazione della chiesa locale di Ocas de Sannossata, e della rappresentanza rimasta rivolgo un appello anche da questo punto di vista, perché con quest'anno l'associazione Caduti e Reduci praticamente ha consegnato le armi. Ecco, è un piccolo monito. Se vogliamo, alcuni di noi basta che si mettano un po' insieme il 4 novembre e anche questo gruppo, queste persone che ricorderanno i nostri fratelli caduti, insomma, riusciranno a tenerne viva la memoria. Grazie a tutti e al prossimo anno.